Il Veneto firma un accordo di programma con la comunità ebraica veneziana per valorizzare il ghetto che compie 500 anni e dire no ad ogni forma di negazionismo. Un impegno che come comunità veneta ci prendiamo volentieri per la presenza storica di questa comunità, attività culturali, ristrutturazioni, ma anche grande comunicazione, ad esempio rispetto a tutto il tema del negazionismo. Noi continuiamo a dire che è fondamentale che sparisca il negazionismo. Ma anche alla firma dell'accordo a tenere banco il referendum sull'autonomia veneta. Ora la Regione dovrà decidere una data. Lo facciamo, ve l'ho detto, abbiamo vinto una causa a Roma e abbiamo vinto davanti alla Corte Costituzionale e lo facciamo non perché ce lo concede il Governo ma perché abbiamo vinto davanti alla Corte Costituzionale. Io spero vivamente di farlo entro fine anno. Luca Zaia vorrebbe accorparlo con il referendum costituzionale nazionale in un'unica data, ma la cosa pare non sia ammissibile. Si risparmia innanzitutto un sacco di risorse che sono circa 14 milioni di euro risparmiati per i veneti. Non ne ho mai fatto un mistero, avviso e annuncio che sto per scrivere una lettera da mandare al governo per chiedere che venga messo in calendario il nostro referendum, quello dei veneti, con quello nazionale di Renzi. Muovermi e decidere di scegliere altre date, voglio vederlo scritto questo no? Anche perché 14 milioni di euro sprecati devono avere un nome e cognome. Ora si apre una trattativa con lo Stato sulle materie oggetto di autonomia e Zaia rilancia sul tema delle tasse. La trattativa è un altro binario, è staccato dal referendum. Devo dire che fino ad ora si è discusso in maniera propositiva, sia con il ministro Costa che con il sottosegretario Bressa. Poi ovviamente è ovvio che io dovrò valutare il consuntivo perché per trattativa significa portare a casa competenze e far restare le tasse sul territorio. Ad esempio un grande tema, l'IRPEF, la regionalizzazione dell'IRPEF. Vogliamo discutere di questi temi oppure no? C'è una regione che ha un residuo fiscale attivo di quasi 20 miliardi di euro, può permettersi di dire al governo centrale guarda che le tasse dei miei veneti le vorremmo tenere qui e ci arrangiamo noi. Cioè ci sono dei temi che vorremmo affrontare, ma nella totale serenità, senza provocazioni. All'indomani della visita del ministro alle infrastrutture Graziano Del Rio a Vicenza, buone prospettive anche per il finanziamento al CIPE della Valdastico Sud, ma l'Alto Adige ancora non la vuole. Devo dire che avevo ragione, quando 2 anni fa dicevo guarda che per andare al vedo bisogna andare alla fine in Consiglio dei Ministri con un provvedimento. Il CIPE è la condizione fondamentale per passare al Consiglio dei Ministri e saremo presenti e abbiamo una posizione che è inossidabile. A noi non interessano le concessioni, chi ce l'ha, chi non ce l'ha, cosa debbono fare, di questo noi non ci preoccupiamo perché sono aziende private, sappiamo semplicemente che un nuovo valico verso nord su Brennero lo vogliamo e quindi se si chiama Valdastico Nord, bene, noi siamo a continuare a confermare che vogliamo la Valdastico Nord.